Benissimo, eccoci qua col nuovo oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 di dicembre. Quindi prima di iniziare con la lettura dell'oroscopo, volevo ricordare a tutti quanti voi che il sottoscritto si occupa anche di legamenti e ritorni d'amore. Ciò vuol dire tra di voi, se qualcuno vorrebbe far tornare il proprio innamorato, la propria innamorata, più innamorata di prima, allora io posso aiutarvi a intervenire in un rituale d'amore che si chiama rituale del ritorno, oppure legarla o legarlo pazzamente a voi. Se avete bisogno di me, i numeri li vedete qui sotto a questo video nello scroll. Va bene? Detto questo, andiamo con l'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 di dicembre. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Amore. La nuova settimana non inizierà al meglio perché purtroppo dovrete gestire un leggero nervosismo. Quindi state attraversando questo momento di nervosismo che vi sta portando un pochettino fuori alla normalità. Poi le cose potrebbero anche migliorare, ma dovrete metterci tutta la vostra buona volontà. Dovrete riflettere soprattutto per capire che cosa volete davvero da una relazione o da un nuovo rapporto appena iniziato. Solo così potrete prendere una decisione definitiva e sentirvi finalmente sereni e più leggeri. Auguri. Il segno del Toro, amore. Occhio ai sentimenti e soprattutto ai rapporti che avete costruito o che sono in via di definizione. Molto probabilmente qualcosa non sta funzionando come dovrebbe o come voi vorreste. Quindi potreste essere messi alla prova, ma questi step vi serviranno per capire cosa volete veramente questa settimana. Se state bene con quella persona oppure no, quindi dovete un po' valutare, decidere se è il caso di continuare oppure no. Potrebbe essere un periodo di riflessione anche per i cuori solitari, quindi anche voi solitari, single, dovete un pochettino riflettere di più. E andiamo con il segno dei Gemelli in amore. Se siete impegnati sentimentalmente oppure siete ancora single in attesa di un incontro speciale, in questa settimana non dovrebbe fare troppa differenza. Saranno infatti dei giorni abbastanza tranquilli a, diciamo, prescindere dal tipo di rapporto e dalla vostra condizione amorosa. Potrete godervi in tutta serenità questo periodo del mese, in attesa che arrivino i giorni più magici dell'anno per voi. Quindi dovete imparare ad attendere. Però verrà il periodo speciale per voi. Il segno del Cancro, amore. Ultimamente in coppia o in una nuova conoscenza le cose non sono andate molto bene. Da questa settimana potrebbero finalmente arrivare dei momenti di recupero. Era ora, direte voi. Certamente ci sarà da fare chiarezza in un rapporto dove ci sono stati molti problemi, quindi vale la pena chiarirvi e mettere tutto alla normalità. Solo così troverete il modo di andare avanti. Mentre per voi single invece potrebbero ricominciare ad esserci dei veri incontri, valutate bene. Il segno del Leone in amore.
Questa settimana di dicembre potrebbe essere un po' alternante, quindi ci sono momenti alti, momenti bassi, sotto ogni punto di vista, anche su quello amoroso. Se con una persona vicina ci sono momenti di tensione o piccoli disguidi, sarà proprio importante non alimentare le polemiche perché altrimenti i problemi tenderanno ad ingigandirsi. Questo varrà sia per le coppie che per i single, alle prese con le nuove conoscenze. Datevi da fare. Il segno della Vergine sempre in amore. Miglioramenti in vista e qualcosa arriverà già in queste giornate. C'è da dire infatti che in questa settimana di dicembre sarete più ottimisti e propositivi nei confronti del futuro di coppia, quindi datevi da fare. Proprio perciò qualcuno potrebbe fare dei passi in avanti col partner, costruire finalmente qualcosa. E anche i single potrebbero sentirsi più coinvolti da un rapporto e ricercare quel qualcosa in più. Auguri per voi. Il segno della bilancia. La nuova settimana inizierà più che bene perché deciderete di aprire il vostro cuore e far parlare emozioni e sentimenti. Chi vi sta accanto potrà soltanto apprezzare e non parliamo solo della vostra dolce metà. Qualcosa in più dovrebbe arrivare soprattutto per i single, che sono coinvolti in un nuovo rapporto. È un vero crescendo. Occhio però, se siete in crisi, invece le cose andranno molto diversamente. Il segno dello Scorpione, amore. Se avete dei problemi di coppia e state affrontando dei giorni difficili, sentirete l'esigenza di parlare col partner e trovare una soluzione insieme. Questo ovviamente se ci tenete fino in fondo al vostro rapporto, se no dovete cercare di liberarvi la mente. Da qui comunque potrebbe partire finalmente un miglioramento ed un nuovo equilibrio per la relazione. Per i single questi dovrebbero essere dei giorni molto 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 tranquilli. Sagittario, amore. La settimana di dicembre sarà veramente molto buona per l'amore e i sentimenti. Con Venere favorevole tutto diventerà molto più facile e soprattutto coinvolgente ed emozionante. Benissimo le coppie che si amano davvero e niente male anche per i cuori solitari che hanno voglia di fare dei nuovi incontri. Potrebbero arrivare dei giorni molto fortunati per voi. Il segno del Capricorno, amore. Chi si ama davvero non avrà problemi, ma per tutte le altre coppie i disagi potrebbero arrivare e come potrebbero arrivare. In questa nuova settimana del mese vorreste maggiore chiarezza e limpidezza nei rapporti. Dovrete gestire bene ogni cosa. Per i cuori solitari non saranno giorni troppo incoraggianti per fare importanti nuove conoscenze, ma al cuore non si comanda. Il segno dell'Acquario. Amore. Tutto tranquillo sia per le coppie che per i single. Chi però si è lasciato da poco e ancora spera in un riappacificamento deve sapere che con queste stelle le possibilità saranno poche. Forse sarà meglio così e potrete mettere
un punto definitivo su una relazione o un rapporto che non si muoveva esattamente come desideravate e speravate voi. Chissà che più in là non arrivi una nuova e bella emozione. E infine il segno dei pesci, amore. La settimana di dicembre sarà tranquilla, ma verso la metà attendetevi dei giorni decisamente positivi ed molto intriganti. Le stelle per l'amore diventeranno ottimiste e potreste vivere qualcosa di molto emozionante con una persona molto a voi vicina. Questo significa che un sentimento potrebbe crescere, che potrebbe arrivare qualcosa in più. Non si escludono nemmeno delle sorprese e soprattutto tanta passione. Bene, e così abbiamo concluso anche per questa settimana con l'oroscopo che va dal 6 di dicembre al 12 di dicembre. Io vi ringrazio come al solito di avermi anche questa settimana seguito con l'oroscopo e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. Se avete bisogno di me per legamenti d'amore e ritorni d'amore, contattatemi ai numeri nello scrollo. A tutti voi un abbraccio e a risentirci per la prossima settimana. Che le stelle siano sempre con voi tutti.